Buon pomeriggio, bentornati al Tocia Stadium. Siamo tornati alla giornata di calcio a 5 C1. Siamo pronti alla partita che sarà tra SD Merlo Calcio contro APD Città di Leonforte. Come potete vedere, le squadre sono già schierate in campo. Vediamo il Merlo oggi con la maglia bianca-rossa, mentre Leonforte con la consueta maglia giallo-nera. Noi andiamo subito a una rapida lettura delle formazioni partendo dalla squadra di casa. Andiamo subito a lettura invece delle distinte. Invece troviamo Catalano, troviamo Costanza, Girgenti, Catalano, Molinaro, Finazzo, Condori, Bongiovanni, Di Cara, La Spisa, Molinaro e Dell'Oglio. E dall'altra parte abbiamo Ipsale, D'Alessandro, Ipsale, Ilardo, Ipsale e Cipolla. Sono tanti Ipsale, non so se sia giusto il cognome oppure no. Però noi li chiameremo ovviamente così. Adesso siamo pronti per iniziare. Adesso il direttore di gara, anzi due direttori di gara sono pronti a dare il calcio d'inizio. Si parte con possesso palla giallo-nero. Palla lunga, la palla che raggiunge qui il numero 20 che voleva subito cercare il proprio compagno. Palla che si spegne sul fondo. Gli dici che accendono le luci? E pure alla tribunetta. Palla giocata larga, vuole la palla lungolinea, la palla si alza. Molinaro cerca la palla dentro, la palla che andrà a raggiungere la destinazione e si può ripartire con il possesso giallo-nero. Palla al piede, sale il campo, vuole tagliare con questa palla giocata al proprio compagno che ricomincia largo. Si detta il movimento, invece si ricomincia dietro, si cerca di giostrare il campo da una parte all'altra. Adesso si stacca il numero 20 che è pronto a puntare, vuole dribbling, passa, vuole tiro in porta, palla murata, viene dal portiere, poi palla che torna indietro, deve crederci qui il numero 10, nonché il capitano, si tratta di Ipsale Luca. Adesso palla per Bongiovanni che sale palla al piede, allarga come può da Molinaro che va da largo dal proprio numero 9, va da Di Cara che allarga un'altra volta, palla dentro, si sono interscambiati questi giocatori. Ci vuole palla in mezzo, poi palla scaricata dietro dal numero 9 che prende la posizione centrale di campo, poi c'è il controllo difettoso, quindi non dici che poi riesce a passare di forza allargando tutto a Molinaro. Sterza Molinaro, poi gira bene qui dall'altro Molinaro che va in porta, poi gira dal numero 30, palla che va direttamente dal numero 10 da Bongiovanni che tira in porta forte, però attento il portiere del Leonforte. Adesso palla ancora scaricata dietro. Si vuole impostare adesso al basso con la calma. Si ricomincia da Bongiovanni che alza la testa, va a lungolinea, ha visto bene il taglio del proprio compagno che deve proteggere questo pallone da due uomini. Non esce da quella zona di campo, poi palla allontanata, presa da Ipsale che sale palla al piede, deve puntare, Ipsale allarga come può, poi c'è tiro in porta tentato. A una posizione lontana di campo, poi l'ha finita lontana. Chiedono angolo i giocatori in maglia giallo-nera, invece no perché sarà rimessa dal fondo. Mario! Michele, vai più lungo. Bongiovanni sale palla al piede e poi serve qui Molinaro che cambia gioco e va dall'altro Molinaro che va, scambia ancora il Molinaro, vuole il dribbling, il numero 30 non passa, poi c'era Bongiovanni che chiede calma in quella zona di campo e si ripartirà con rimessa laterale. Palla dentro, la palla non passa, malinteso fra i due. Adesso sale palla piede, poi vuole il tiro in porta, scusatemi ho avuto un po' di allergia ma si riprenderà adesso con rimessa dal fondo. Molinaro va da Molinaro, poi si passa adesso da Bongiovanni palla al piede che vuole andare lungo a servire il proprio compagno. Si tratta del numero 7 Condori che non riesce con questo ripollone, commette fallo in mezzo al campo, ci sarà palla a metà campo per il giocatore in maglia giallorossa. Palla giocata subito larga, può puntare qui per l'1 contro 1, decide poi di impostare azione dietro, si allarga questo pallone, poi si va ancora largo, deve uscire in pressing qui con Dori, scivolato qui il giocatore avversario, sarà rimessa rossa, scivolato qui con la maglia numero 9 d'Alessandro.
Molinaro, ancora Molinaro palla al piede, allarga tutto da Bongiovanni che la controlla di suola, vuole puntare adesso il numero 10, si deve accendere, si sposta il pallone sull'esterno, va ancora Bongiovanni, deve sterzare, poi il campo è finito e sarà rimessa al fondo. Dani, palla a Danilo, non più, palla a Danilo, Palla larga, si allunga questa palla lungolinea, ma c'è la copertura qui di Molinaro che fa un grande intervento difensivo, lo regala, rimessa Ipsali che batte subito, si torna dietro da Alessandro che alza la testa, poi va al largo a cercare proprio il numero 20 che vuole impostare l'azione, poi ancora dentro la palla che esce fuori, però palla complicata da servire al proprio compagno, palla che uscirà fuori, la palla era diretta verso il numero 11, verso Ipsole Paolo, palla che si spegne però rimessa laterale, adesso Bongiovanni palla al piede, va subito a cercare Molinaro che alza testa, vede il movimento qui di Condori che deve sterzare, poi allarga tutto da Molinaro che la controlla col suo mancino, poi vuole movimento, non vede movimenti, poi chiama palla di braccio, il suo Condori ci vede su questo pallone, la raggiunge, vuole impostare palla al piede, vuole il dribbling, non passa, qui il numero 7 recuperato la palla da Alessandro che sta in break, vuole il tiro in porta di punta, palla che è sciallato. Dai, facciamo girare la palla. Oh, scarichiamo la palla, attacchiamo lo spazio. Ho provato, raga, dai. Accetta, dai. Palla però. Bongiovanni, Molinaro, poi si passa ancora dal numero 9. Molinaro larga adesso dal 30 che alza testa, vuole impostare, si passa ancora dal 10 che gioca centralmente da Molinaro, vuole la sterzata, poi torna ancora dal numero 9, va a lungolinea a cercare il 30 che si gira bene, poi vuole la palla Condori, palla troppo esterna a servire il numero 7 che non raggiunge questa palla, l'occasione però gestita bene con movimento da parte di tutti i compagni, si è risultato anche per il tiro in porta qui Molinari, poi ha deciso di servire il proprio compagno, palla c'è spenta però rimessa laterale subito battuta, vuole dirmi che qua il 20 poi decide di sterzare, poi al momento poi torna da Alessandro, c'è il pressing qui di Condri, poi decide di tornare al portiere che va lungolinea con la bella palla di prima di Ipsale, che in bocca il tiro il proprio compagno, c'è il tiro in porta di Lardo che tu per tu con il portiere avversario, l'ha buttata fuori qui il numero 11, però la palla data da Ipsale è stata stupenda di prima, senza guardare, ha letto prima il movimento del proprio compagno e mandato in porta qui il compagno Lardo che tu per tu col portiere l'ha buttata fuori, occasionissima però per la città di Leonforte. Molinaro deve girarsi su due uomini, poi torna ancora dal numero 9 che deve giocare dentro, la palla non passa perché c'è Lardo che copre, può partire adesso l'11, sono in 3 contro 2, si passa dal numero 20 che vuole il tiro di punta, grande parata. Non si forza la palla, dai, non la facciamo centrale. Occhio al secondo! Paolo, Ilardo deve puntare adesso il numero 11, deve allargare il pallone verso il proprio compagno che vuole il tunnel, non passa, però Molinaro copre bene il numero 9, poi alza questa palla a cercare il numero 30 che prende una testata da dietro in maniera regolare, scontro di gioco, si riprenderà con il rimessa laterale. Ti sto parlando in difesa io sono. Palla a cercare Condori che deve girarsi, poi perde il pallone, c'è Ipsale che ricomincia dietro da Alessandro, si passa adesso largo, si può tentare l'1 contro 1, deve difendere qui Bongiovanni, entra dentro qui il 20, poi vuole la giocata dentro, c'è investo bene Molinaro che poi manda il pallone da Bongiovanni che può partire palla a piede, se la allunga un po' tanto, poi torna in copertura da Alessandro, fa una grande copertura difensiva qua, però puntepiede sprecato da parte di Bongiovanni che aveva tempo e spazio per puntare e decidere cosa fare, si è allungato un po' il pallone, palla che è uscita, il rimessa laterale subito battuta da Molinaro che larga ancora da Bongiovanni, torna dietro da Molinaro, palla giocata, vuole poter, passa con una giocata, poi vuole tiro in porta, non passa, ha fatto un giocatone qui Molinaro con un tunnel all'avversario, ha fatto scomparire la palla, l'ha fatto riapparire in un fazzoletto, poi per tu col portiere avversario si è fatto murare il tiro, che l'intervento però della difesa avversaria.
Molinaro, Bongiovanni palla al piede, va a lungolini a cercare qui Condori, poi c'è fallo sul numero 7, si ripartirà con calcio di posizione interessante, quasi da 3 quarti di campo. Andrà in porta Molinari, poi gioca corto, cerca il numero 30 che tira in porta, basso sul primo palo, attenta in copertura del portiere avversario che si distende la para. Mi scuso anche se si vede un po' di rete, ma questa è la postazione, ci deve commentare di così. Palla che gira larga ancora da Molinari, alza la testa il 9, poi va dentro a cercare Bongiovanni, palla complicata che il 10 non riesce a raccogliere la palla sua, quindi si ripartirà con possesso di Lardo che guarda la porta, poi decide di sterzare, torna ad Alessandro, adesso primi cambi, adesso va anche per il Leonforte, è entrato con la maglia numero 6, si tratta di Ipsale, altro Ipsale, si tratta di Ipsale Silvestro. Alessandro va dentro, poi vuole tirare in porteria, prima palla che non passa, si deve cadere lì Bongiovanni, poi dagli il pallone e poi la tira, addosso a Vestero, Cilardo che gioca dietro, poi c'è tiro in porta di Ipsale, la grande parata, la poi rimane là, ancora il 6 ci crede, vuole fallo, la palla che non raccolta da Bongiovanni, che alza questa direttiva di pallone, la palla rimane lì, c'è il tiro in porta di punta, palla che esce. Il 20 pure, sono tanti Ipsale, adesso sono in campo 2 Ipsale e poi abbiamo Ilardo e abbiamo D'Alessandro. Bongiovanni, adesso un cambio anche per il Merlo, è entrato con la maglia numero 11, si tratta di Molinaro. Scusatemi, il 9 non è Molinaro ma è Di Cara, mi sono confuso io qua con i numeri. Si tratta di Di Cara con la maglia numero 9 ovviamente. Ora è entrato Molinaro con la maglia numero 11. E il 10 è la Spisa, scusate, no. No, giusto. Il 9 è Molinaro. Il 9 è Molinaro e il numero 11 è Girgenti. Si vede che hanno i numeri un po' sfasati in distinta, quindi ci si può confondere. Molinaro allarga il pallone a cercare l'altro Molinaro, palla che non raggiunge la destinazione, però sarà rimessa ancora ai giocatori in maglia biancorossa. Bongiovanni va a lungo la linea a cercare il Girgenti che deve proteggere il pallone, poi l'allarga, torna al proprio portiere. Molinaro si fa anticipare da Ilardo che per un attimo stava per stappare il pallone, si lamenta il giocatore avversario per una possibile infrazione di gioco, il fatto che si riprenderà con rimessa, palla subito giocata da Bongiovanni che alza la testa, se la porta di sola, poi vuole giocare dentro da Girgenti che deve sterzare, poi gioca ancora dentro, si va da Bongiovanni che allarga come poi il pallone da Molinari, anche lo spazio perché arriva ancora dal 30, lascia la palla per tiro in porta al 9 che tira forte, grande battuta del portiere, poi si parte con Ipsale che allarga bene da Alessandro, che porta il portiere da Alessandro, la tira fuori. Dai, stiamo tranquilli. Basta, oh! Molinaro va da Bongiovanni che alza testa via Valongolina, cerca dei Girgenti, ritorna ancora dal 10 che alza testa e cambia gioco e vai dal 9. Dentro dal 30 deve girarsi sull'uomo, poi ricomincia ancora dal 9 che non ha sbocchi per servire questo pallone, tira addosso la palla Ipsale e sarà rimessa laterale. Palla lunga, la palla che non passa, raccolta poi da Girgenti che deve girarsi su due uomini, lotta qui il numero 11, poi non riesce a passare, però si prende rimessa. È entrato pure Miceri adesso per le file dei giocatori giallorossi e anche dall'altra parte adesso palla a giocare Girgenti che sbaglia l'aggancio, è entrato pure con il numero 20 nelle file del Merlo, si tratta di Cara. Ipsale con la suola, la sposta, tira di punta, grande parata
si distende sulla sua destra e la manda in calcio d'angolo. Andrà Miceli sul punto di battuta, vuole i compagni vicini, poi va il cross in mezzo a cercare Ipsale, la palla che non passa, poi lotta qui Girgenti, commette fallo però. No, facciamocelo fagli a cazzo! Facciamo fagli a cazzo! Cioè, no, Paolo, gioca Paolo! Ascolta Tu me! tua, Paolo! Marco! Oh! Oh, vado! Oh! Due, Totò! Mandare sempre due opzioni, non ci vado io. Occhio Paolo! Ehi, guarda! Oh, siamo messi male! Ehi! Ci sarà calcio punizione, forse chiama anche lo schema qui il compagno, però si deve mettere giusta in barriera la barriera, infatti si posiziona, adesso meglio la barriera, si potrà ripartire da questo calcio piazzato. Si va alla palla larga, cercata il numero 20, poi si gioca ancora la palla larga, poi c'è il tiro in porta per la Murata, la chiama qui il portiere, un po' sua sicuro. Marco, palla a cambio, Marco! Palla lunga, cercare Girgenti, palla troppo lunga però per il numero 11. Che gioca da Ipsale, che alza la testa, può partire per il numero 20, deve puntare adesso Di Cara. Ipsale contro Di Cara, lotta tra 20, si gioca ancora dentro da Ipsale, gira tutto, adesso questo problema, poi c'è tiro in porta, palla che schizza, Molinaro deve vedere già in campo, poi la palla se la trascina fuori e sarà a calcio d'angolo. Abbiamo adesso 3 Ipsale in campo, poi c'è il tiro in porta, ci sono 3 Ipsale in campo e poi abbiamo Miceli dall'altra parte. Ipsale gioca largo, la palla che non passa, dice Miceli che deve proteggere il pallone, poi ancora lui, gioca ancora, dai Ipsale, palla che non passa, lì c'è, lo prova, tira in porta Paolo, poi rimane là, c'è il gol è realizzato da Molinaro, tu per tu col portiere, prima prende il palo e poi di ribattuta non perdona, realizza il gol dell'1-0 che stoppa la partita, si sblocca il risultato del 1-0. Dedica anche a una persona speciale, noi subito andiamo a cambiare il punteggio parziale. Mandano passare. Lascia 1-0 Merlo. Miceli va dentro a cercare Ipsale che la controlla, vuole girarsi, il numero 20 Murato, però c'è Di Cara che controlla il pallone e poi va a largo. Molinaro va a cercare dentro il proprio compagno, vuole passare, poi ancora la palla lì, non passa, poi alla fine adesso parte Ipsale, è un 3 contro 2, c'è Ipsale che disputa la prova, grande parata, la palla nella lontana Di Cara, adesso partita divertente. Miceli, largo da Ipsale, punta il numero 20 contro Di Cara, deve sterzare, poi va dentro il numero 5, palla che attraversa il di rigore e poi c'è il tiro in porta centrale, è facile. C'è adesso palla a Finazzo, appena entrato, gioca da Molinaro che va lungolini a cercare Girgenti che deve proteggere questa palla, con la sola vuole uscire da quella zona di campo, lotta Girgenti, passa di forza, va Girgenti e per il portiere da dietro a Di Cara, Murato all'ultimo possibile contropiede, Ipsale va dal 20, se la porta di suola, vuole sterzare in mezzo a due, non passa, Molinaro chiude in mezzo laterale. È rientrato Bongiovanni al posto di Girgenti che ha fatto una bellissima cosa per servire Di Cara che non è riuscito a concludere quel pallone. Miceli gioca largo, ma è Ipsale che vuole la giocata dentro, la palla che non passa, rimane lì ancora dal numero 20, da Ipsale che deve girarsi, lotta con Di Cara, lotta di fisico, poi ritorna Finazzo su questo pallone, lo fa suo, poi la palla è uscita, sarà rimessa laterale. Ipsale alza testa, va largo dal numero 30 che gioca dentro da Ipsale che deve girarsi, torna dal proprio compagno, sterza, torna ancora dietro, poi c'è anche lo spazio per il tiro, la palla allargata, il tiro in porta, Murato da Finazzo, possibile contropiede, c'è Bongiovanni, porta il tu per tu e da solo Boceni, la piazza, grande parata
grande parata qui del numero 12 del portiere della città di Leonforte che realizza una grande parata. Si tratta di Psale Raffaele che si distende sulla sua sinistra con la spaccata e la manda in calcio d'angolo. Molinaro va dalla cara, alza testa il numero 20 e poi la palla non può ricevere, la destinazione si torna dal 9. Palla dentro a cercare Bongiani, deve proteggere questo pallone, lo chiama, poi alza la palla a cercare il 9, autore dell'1-0, poi palla lunga, palla che non passa, deve girarsi qui la cara, palla di cara, scusatemi, non la cara, poi palla che Finazzo si ricava, con di tenere rimessa laterale. Molinaro leva la gioca dentro, ha preso in pieno il Psale, fa salire i suoi. Devi stringere tu. Ehi! Oh, pa! Tu puoi te... Palla larga, servita qui, palla si gioca dentro, Bongiovanni gioca dentro, bene da Di Cara, che ha aperto il portiere, Di Cara lo salta, tira in porta, non c'è niente, secondo il direttore Di Cara. Infatti Di Cara neanche si lamenta, resto palla subito larga a cercare il Psale che commette fallo qui Bongiovanni, sarà calcio di punizione. Buona, dai! No, tranquillo, no. Raga, Che iniziate? Ragazzi, c'è per questo lato! Diretta a questo! Quanto siamo a fare? C'è loro! Il Psale sul punto di battuta si avvicina, anche l'altro, il Psale sono tantissimi, sono tutti penanti. Adesso c'è il tiro in porta, la palla che arriva in porta, grande parata, Finazzo deve proteggere questo pallone, parte di sola, poi non sfonda, poi prova a tenere rimessa Daniele Miceri. Sarà time out adesso chiamato, noi torniamo tra pochissimi minuti. Si può ripartire, è finito il time out, si riprenderà con rimessa Merlo, andrà a battere Finazzo sul punto di battuta. Altri cambi, adesso è entrato col numero 11 Lardo per le file dei giocatori giallorossi. Rimasto ancora dal primo minuto il Psale con il numero 20, quella che gioca, adesso palla dentro, Molinaro cerca adesso Bongiovanni, la palla che non passa, poi c'è Di Cara, steso, stende però Finazzo in diretta avverso, di certa dell'entrata ai Lardi, devono stare attenti col conto di falli che mi pare che siamo già a 3 falli. Siamo a questo fallo! Capito perché non c'ha? Siamo a questo fallo! Porca miseria! E c'è una partita ancora! Il Psale, i Lardi, va dentro, no, non è i Lardi, scusatemi, lui si tratta delle numero 30. Adesso i Lardi scambia con il proprio compagno con il numero 30, si tratta di Miceli. Palla però complicata, palla che non viene chiuso, si prenderà con rimessa tra le battuta subito su Molinaro, allarga da Finazzo, alza testa, va la Di Cara, può controllarla, può puntare il 20, ha visto il movimento il proprio compagno, va da Bongiovanni che alza questa palla, cercare Molinaro che ha tempo e spazio, poi tira in porta Molinaro, palla murata. Il Psale gioca da Ilardi che deve andare lungo, palla murata. Valuta che è più veloce, perciò stacca di chiossare. Ilardo va da Miceli che alza testa e punta avanti, allarga un po' da Psale, le controlla con la sola, vuole puntare Di Cara che lo chiama addosso a sé, poi palla allargata, vuole puntare Ilardo, perde la palla ai suoi di Bongiovanni, la controlla di la sola, poi la allarga su Finazzo, deve tornare qui il numero 11 che chiude, poi l'appoggia da Miceli con la sola, gioca centrale e proso Di Cara che tira in porta, palla che esce. Miceli, Ilardo allarga tutto da Psale, alto duello fra i due menti,
ritorna dall'11 che gira tutto dal 30, palla complicata che non riesce a tenere in campo il numero 30, ora si spagna di rimessa laterale. Molinaro gioca largo da Finazzo, non riesce a controllare bene la palla numero 5, poi si va da Ipsale che alza destra, vuole puntare, poi vuole il tiro in porta, deviato, sarà calcio d'angolo presumo, anzi no, sarà rimessa dal fondo. Raga, dobbiamo uscire in 3. Finazzo va a lungolinea, cerca Bongiovanni, la controlla con la suola, poi deve proteggere questo pallone, scarica dietro al proprio portiere, si è costretto a mandare la palla fuori perché ovviamente non può prendere questo pallone, avrebbe chiamato fallo in area di rigore il direttore di gara, si riprenderà dal calcio d'angolo. Ilardo sul punto di battuta, interscambi, si va dal tiro in porta per Ipsale che la tira alta. Palla lunga, cercare di Cara, la palla che non passa, l'ha presa qui Ipsale che alza la testa, va dentro dal tiro, la palla rimane là, la para è spaccata il Purti che allunga questa palla. Ilardo si va a cercare Ipsale, palla sbagliata e rimessa regalata. Molinaro, Finazzo vuole andare lungolinea, palla murata, Finazzo ancora la palla nei piedi, deve proteggere questa palla con la suola, poi la porta là, il campo è quasi invito, poi torna dal portiere che può giocare questa palla, poi palla allungata, bene lo scambio di Cara davanti al portiere, gira la palla alzata, la grande palla del portiere, si era inserito qui Condoli, appena rientrato, poi palla allargata, c'è lo scambio dentro a cercare Ilaia, Ipsale, palla che non passa, poi doppio rimpallo che Condoli manda la palla rimessa laterale, si prenderà con rimessa giallonera a primo tempo, super divertente che si sta per concludere, mancano ormai pochi minuti al termine di questo primo tempo. Risultato che rimane ancora 1-0, gran gol realizzato da Molinaro. Ipsale vuole puntare il 9, vuole il tiro in porta! Realizza un grandissimo gol, il gol dell'1-1. Ipsale se l'ha inventato questo gol, ha spostato la palla sul suo piede preferito e l'ha messa all'incrocio dei pali, ristabilita la parità, è 1-1 adesso. Si riparte adesso col possesso palla, la palla recuperata da Finazzo, adesso Molinaro gioca largo a cercare di Cara che la può controllare. Ancora di Cara, allarga da Finazzo, sbaglia il controllo qui il numero 5. Mancano 4:30 alla fine di questo primo tempo che attualmente rimane sul punteggio di parità 1-1, segnato adesso Ipsale con un grande gol con il suo mancino, ha puntato Molinaro e poi l'ha insaccata sotto a 7 dove il portiere non poteva arrivare. Resto Ilardo palla a piede, va da Ipsale che alza la testa, vuole puntare, palla deviata, si riprenderà da calcio d'angolo. Davide, poi cambio, dai. Ipsale sul punto di battuta, chiama movimento, alza questa palla, va da Ipsale che tira in porta, si è coordinato benissimo il numero 20, palla uscita di un niente. Di Cara va a largo, Molinaro non vede compagni vicini, quindi costretto ad allargare ancora la palla Di Cara che può puntare adesso Ilardo. Di Cara si era sposta con la suola, vuole andare dentro, passa Di Cara, palla non è uscita, tiene in campo, poi vuole crossare in mezzo, sarà calcio d'angolo. Vieni su, è mancino, cazzo, vieni su. Molinaro controlla la palla, osserva i compagni, poi va da Finazzo che la controlla, poi deve uscire quella palla, va dentro da cercare Condori che entra dentro il campo, allarga tutto da Di Cara, la tiene in campo il numero 20, deve puntare, adesso non passa però su Ilardo, lo tiene però rimessa laterale. Finazzo gioca adesso da Molinaro, vuole puntare in 9, si sposta la palla, passa sul diretto avversario, poi palla allargata a cercare Finazzo che la controlla, poi vuole movimento, crossa in mezzo, la palla si impenna, lotta adesso ancora Molinaro, poi si scende la palla fuori. Ipsale grande copertura difensiva, adesso esce il numero 20 autore del gol dell'1-1 e fa spazi di nuovo a Miceli. Ipsale va da Ilardo,
Giocata larga a cercare Micheli che alza testa, poi va dentro a cercare anche il numero 11 Velata. Adesso di Molinaro un po' complicata questa giocata, che alle sue spalle c'era il numero 10 Ipsale, è pronto a prendere quel pallone. Fortunatamente per lui la palla è uscita. Molinaro vuole giocare dentro, la palla che poi si va dentro a cercare Condri, la palla che non passa. Poi la palla rimane lì, c'è il tiro in porta, la palla che rimane là, poi ci crede ancora Molinaro che tenta il tiro in porta Ipsale, palla che è bloccata dal portiere. Condori deve girarsi, gioca da Molinari che vuole il tiro in porta, guarda la porta e lo prova. Grande tiro di Molinaro, la palla è uscita veramente di poco. Micheli, Ipsale, Ilardo, si basta ancora dal numero 5 che alza la testa, vuole i compagni, poi sbaglia, il pallone lo regala al Merlo che parte poi la piede con Di Cara che alza la testa, può anche puntare il numero 20, poi larga da Molinaro che la controlla questo mancino, c'è centralmente Molinaro che alza la testa, poi gioca dentro, la palla che non passa, grande copertura di Ipsale. Molinaro, mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo, molto divertente. Poi la larga, deve proteggere lì il pallone Condori, esce il pallone, poi torna adesso da Molinaro che colloca al sinistro, si appoggia dal proprio numero 9 che larga questa palla per Di Cara, palla complicata che Ilardo che raccoglie, possibile contropiede, c'è dentro Micheletto per Tuco, partito, tiro in porta, grande parata, poi la raccoglie un'altra volta. Di Cara entra dentro il campo, c'è il movimento di Molinaro, servito il numero 30 della palla di punta, allunga la palla in calcio d'angolo il portiere avversario, sarà calcio d'angolo, battuta sul numero 9 che tira in porta basso, la palla è passata, si è disteso benissimo che il portiere adesso Ipsale alza questa palla, fa correre il numero 5 che vuole il tiro in porta, altra parata, portieri sugli scudi sulla fine di questo primo tempo. Che fare, Dani? Ci voglio in gusto. Oh, gioca! Male, fuori! Mario! Ipsale la controlla, vuole il tiro in porta, altra parata. Oh, cazzo, ragazzi, non li facciamo tirare, chiudiamo! Dai, buona Mario! Miguel! Ipsale esce quella palla presso da 3 uomini, allarga bene Delardo che tira in porta come può, più che altro per far espiare i suoi e tenerli lì. Adesso giocata subito quella a cercare Molinaro che alza la testa, vuole i compagni vicini al numero 9, gioca dalle numero 30, va dentro a cercare Condori, deve girarsi, poi gioca bene la palla sul 30, vuole lo scambio ancora, palla gioca dentro la Di Cara, palla che non passa, lì c'è Ipsale che può prendere questo pallone, sono in 3. Adesso Ipsale alza la testa, allarga tutto da Ilardo che tira al volo, palla che si spegne altissima. Palla profonda, cercare i Condori, l'appoggi prima su Molinaro che può puntare, 30, deve accendersi, vuole il movimento dei suoi, si va a vedere dall'altra parte il 9, terza ancora Molinaro, poi vuole il tiro in porta, non ha più idee. Micheli, palla al piede, gioca dentro da Ipsale, può girarsi, gioca largo il pallone, la palla girata dall'altra parte a cercare Ipsale che la può raggiungere, il campo è finito. Carica Mario, capotrone! Povero il cagnolino qui del Toscia che si è spaventato sulla palla che è andata a finire su quella zona di campo. Si sente pure lui. Si è arrabbiato, hanno visto Boto con che dormiva, adesso tornerà a dormire. Molinaro torna ancora dal 9, giocata larga la palla di Cara che può puntare, palla al piede, sterza il 20, gioca largo ancora da Condori che va dentro da Molinaro che alza la testa, vuole puntare però non sa chiedere il pallone, poi alza questa palla, cerca dall'altra parte Molinaro, palla che esce. Miguel, perché non vieni incontro? Alessandro tira in porta da lunga distanza, più che altro fa passare questi secondi che mancano.
2 secondi ai fini di questo primo tempo, ricordiamo ovviamente tempo effettivo, quello si gioca al calcio a 5, adesso fa la lunga a cercare di gara, adesso la partita è finita, primo tempo, duplice fischio da parte del direttore di gara, scorreti andando a riposare per qualche minuto e torneranno tra pochi in campo, io do appuntamento tra pochi minuti.
Le squadre sono tornate in campo pronti per questi secondi 25 minuti di gioco. Il risultato ancora fermo, solo 1-1 al vantaggio di Molinaro. Ha risposto il gran gol di Ipsale con l'ha messa veramente all'incrocio il numero 20. Se non sia Ipsale o sia Lardo non lo so dire, che ho 2.30 indistinte, quindi o è uno o è l'altro, quindi per me è Ipsale, quindi è stato Ipsale. Poi se sarà Lardo, quello sarà sempre ovviamente Lardo. Adesso palla già da largo, c'è Molinaro che va a lungo linea, la palla che non passa, adesso la protegge qui il pallone come può. Condori guadagna pure rimessa, non guadagna rimessa tra perché sarà rimessa maglia giallorossa. D'Alessandro, palla al piede, vuole movimento, passa dal numero 20 che alza testa, gioca dentro da Miceli che allarga come può, va bene da Ipsale che la controlla, poi torna ancora dal 30, la giocata da Alessandro, passa ancora da Miceli, può puntare, poi torna ancora dal 9 che vede la porta, tira in porta, forte centrale però, para Catalano. Bongiovanni va a lungolinea, Condori deve proteggere, torna ancora dal 10, adesso si è messo Molinaro a fare il pivot in questo momento, interscambiandosi con il numero 9. Adesso ancora Molinaro palla al piede, torna ancora dal 9 che ricomincia da Bongiovanni. Per un attimo sbaglia il controllo, c'è subito attacco di Ipsale. Protegge bene, però Bongiovanni guadagna rimessa laterale. Batte subito lungo a cercare Condori che deve proteggere la palla su 3 uomini. Vuole il movimento, non passa la sua giocata, poi la palla finisce per la facile del portiere. Quindi si riparte con questa giocata da Alessandro che allarga tutto, va da Miceli che gioca largo, da Alessandro palla lunga a cercare Ipsale che punta, adesso il 20 gioca, entra dentro il campo, vuole giocare dentro, cerca Ipsale che gioca ancora dentro, la palla che non passa, vuole il fallo che non c'è su Miceli, possibile contropiede da Alessandro, gioca da Condori che è davanti al portiere, Condori tira in porta, la palla rimane là, poi la palla rimane là, la blocca il portiere. Signore è netto, ma basta bene da qui, dai, che motivato non tirare da lì? Rimasto a terra Miceli Dolorante, si rialza con un po' di dolore, ma ovviamente può continuare la partita, riprende la sua posizione. Sarà rimessa biancorossa che ovviamente danno il gesto in grande gesto di far la palla alla città di Leonforte che ricomincia con questa palla che va da Alessandro, gira adesso il pallone, il numero 9 vuole il movimento, poi va largo da Miceli che si è ripreso, vuole puntare Molinaro, Miceli poi alza la testa, allarga tutto, va da Alessandro che si è staccato, vuole il tiro porto un secondo, poi rimane là, poi deve crederci il Molinaro, deve uscire con quel pallone complicato, non vede compagni da servire per lontano, poi lo fa bene che prende in pieno Ipsale e guadagna rimessa laterale. No, stavo scherzando, quindi c'è Ipsale largo, c'è tiro in porta di Bongiovanni e la grande parata di Ipsale che si distende sulla sua sinistra, la salva dall'incrocio dei pali e si partirà con calcio d'angolo, palla dentro, controllato da Molinaro che vuole il tiro in porta, altra parata sugli scudi Ipsale. Stavo scherzando perché sono giusti i numeri, ma sono nati entrambi il giorno 30. Se Ipsale che è lardo, quindi mi ero preso quel numero di maglia. Adesso parla dentro a cercare il Molinaro, c'è la chiusura di Ipsale. Miceli largo ancora dal numero 30, da da Alessandro, poi si torna ancora dal numero 9 che allarga tutto da Ipsale, che alza la testa, vuole i movimenti dei suoi, poi liscia il pallone, l'ha recuperata, qui vuole Bongiovanni, prende fallo, l'esperienza, il numero 10 mette il corpo davanti e prende calcio di punizione a metà campo che andrà a battere Molinaro subito per Condor, anticipato nettamente da Alessandro, poi la pari rimane là, giocata dentro, 1-2 chiuso, parte Miceli che si dimentica del pallone, poi Molinaro deve mettere calma, mette ordine tra i suoi
adesso viene dentro il campo, Molinaro taglia su quella zona di campo, viene Condori in mezzo al campo, poi si passa dal 30 che non vince il contesto con D'Alessandro che lo chiude bene, poi Condori esce, passa ancora da Molinaro, sterza e va ancora da Bongiovanni che alza la testa, allarga da Molinaro che ne può controllare il 9, deve puntare, poi vuole il tiro in porta, esterno della rete, giocata subito a cercare Ipsale che è veloce, è scivolato qui per un ottimo Catalano, poi la fa sua e la para, poi vuole il tiro in porta, la para Ipsale. Condori, Molinaro alza la testa, deve proteggere il pallone, poi vuole i compagni vicini, allarga tutto dal 9, torna ancora dal numero 6, numero 7, gioca largo ancora da Molinaro, gioca dentro dal 30, deve proteggere questo pallone, allarga come può, anticipato ora di Ipsale che vuole puntare, passa sull'uomo, poi c'è fallo netto, Molinaro che si prenderà pure cartellino giallo, gran lavoro del 20, ha dribblato una grandissima nonchalance del diretto avversario, ha spostato la palla sul destro, se l'è portato avanti, steso nettamente ed è fallo. 30. Andrà Ipsale sul punto di battuta, ne mette uno solo Catalano, un altro staccato, si tratta di Bongiovanni pronto a coprire anche l'eventuale palla che passa. Ipsale è pronto a calciare questo calcio di posizione, ma si avvicina anche da Alessandro, forse andrà il 9 sul punto di battuta, infatti si stacca Ipsale, lascia la palla ad Alessandro che va in porta, palla alta. Catalano vuole il movimento dei suoi, va da Molinaro che passa su Ipsale, passa con la forza, poi non c'è fallo, sono il direttore di gara, poi rimane lì, Ipsale corre, poi anticipato da Bongiovanni, deve crederci Condori che passa dal suo numero 10, che sale per al piede, guarda la porta, gioco di cambio, non passa, tutto Alessandro che copre bene l'azione, possibile contropiede 3 contro 2, passa da Alessandro che sbaglia l'aggancio, torna da Bongiovanni, fa una grande copertura difensiva, deve proteggere la palla, poi la palla rimane là, Alessandro gira tutto, da Ipsale! Partita ribaltata, 2-1 Città di Leonforte, doppietta del 20, realizza un altro grande gol, ma errore difensivo del Merlo che si è fatto sorprendere da questa giocata, poi palla centrale di Alessandro per il proprio numero 20 che a tu per tu col portiere con Catalano non poteva sbagliare, realizza il gol del 2-1 e rimonta completata. Bongiovanni, Condori, deve uscire quella palla, gioca ancora da Molinaro, passa dal 30, gioca ancora dal 9 che torna ancora dal numero 30 che deve giocare con la sola, sposta il pallone e poi allarga da Condori che riesce a tenere questa palla in campo, entra dentro il campo, poi c'è largo Bongiovanni che ha in movimento, la palla d'esterno servita, era buona per il numero 10 che vuole uscire quel pallone, fa rimbalzare su Micelli con una rimessa laterale. Molinaro esce su quel pallone, alza questa palla, poi arriva nelle scavetto, altra parata di Ipsale. Miceli va a lungolinea, va di Ipsale, spinto qui da Condori in maniera regolare. Catalano va subito a cercare il numero 9 che deve accelerare le operazioni, va da Molinaro che vuole il movimento del proprio numero 9, poi decide di tornare da Condori che sterza e passa ancora dal 30, palla sbagliata recuperata da Ipsale. Sale a palla fede con la suola, sposta la palla, passa sull'uomo, va sul destro, la palla che passa, c'è la copertura, quindi Molinaro decisiva, si passa ancora da Molinaro che alza la testa, vuole il tiro di punta, palla che non passa, c'è Condori che la gira larga, c'è Bongiovanni che è sterza dentro il campo, tira in porta, parata di Ipsale per 2 volte, altra volta il numero 12 la blocca. Ipsale, c'è l'altra parte solo il numero 20, vuole puntare, poi si dimentica del pallone, non c'è fallo su di lui. Ma si riprenderà con rimessa bianca. È entrato adesso la Spisa con il numero 23 e rientra anche Finazzo con il numero 5. È entrato anche di nuovo Di Cara su quella fascia, è rimasto solamente del quartetto iniziale solamente Molinaro che occupa la zona centrale di campo.
Alessandro va dentro a cercare Ipsali che protegge questo pallone, va ancora dal numero 20, esce questa palla, poi va da Miceli che la può controllare, adesso alza testa il 30, poi va ancora da Ipsali, la controlla Cosola, poi vuole il tiro in porta di punta, palla si spegna alta. La Spisa deve proteggere questo pallone, lotta con D'Alessandro che lo manda solamente in rimessa laterale. La Spisa deve battere veloce, c'è dall'altra parte Finazzo che era solo non servito, adesso Di Cara torna da Molinaro, va ancora dal numero 20, deve puntare adesso l'altro 20, palla già da larga dal 9 che vuole vedere la porta, tira in porta, Murato Rezzale sarà rimessa laterale. Ci avete fatto bene, non conosco manco un passaggio, muoviamoci che non tiro. Se ci muoviamo io non tiro, non esiste un cazzo così. Di Cara, la Spisa, Finazzo se la porta di suola dentro, fa bene, poi passa dal 9 che alza testa, passa ancora da Finazzo. C'è accanto a lui Di Cara, Finazzo passa da Molinaro che va ancora dal numero 5, deve proteggere questa palla, poi la palla rimane là, Alessandro torna e ruba il pallone. Alessandro deve uscire con la giocata, mette il fisico davanti, guadagna faro di esperienza qui da Alessandro. Ma su, saliamo! Ipsale, palla larga. Si gioca da Alessandro, va a cercare Ipsale, torna ancora dal numero 20, gioca adesso largo, si passa dal numero 9 da Alessandro che gioca largo, gioca Ipsale Luca che non passa con la giocata del capitano, poi c'è l'intervento di Molinaro che passa dalla Spisa che vuole puntare il gioco di gambe, poi la pari Vanelli, la Spisa non può allungare questo pallone, vuole andare col tunnel Ipsale, la pari Vanelli torna da Ipsale Luca che vuole puntare, deve sterzare, non vuole passare su quella zona di campo, si è contenta della rimessa, anzi non sarà sua, sarà rimessa maglia bianca. Di Cara, larga il pallone, va da questa parte di campo da Finazzo, sale palla al piede il numero 5, vuole compagni vicini, poi là come può e va da Molinaro, si è staccato Di Cara, vuole il numero 2 subito, palla dentro, cerca di pentire il tiro al portiere e tenta il tiro, la palla passa, ristabilita la parità, 2-2, ha segnato col numero 20 Di Cara, ma azione confezionata perfettamente da parte del Merlo, manovrata lentamente, poi l'imbucata, erano due perfette tra la Molinaro e Di Cara che tu per tu con Ipsale non si è fatto perdonare, l'ha piazzata bene, la piazzata è 2-2, ristabilita la parità. Oh, calma! 2-2 adesso. Ipsale gioca dal 20, passa dall'altro Ipsale che vuole il tiro in porta, Murato e sarà calcio d'angolo. Partita divertentissima anche in questo secondo tempo. Sul secondo palo la palla raccolta da Di Cara, fa correre la Spisa che è veloce, vuole correre il numero 23, vuole il tiro in porta, Murato da Ipsale che ha fatto tutto il campo per cercare di recuperare questa palla e la manda in rimessa laterale, si torna adesso da Finazzo che alza la testa, va largo, Molinaro gioca subito da Di Cara, vuole puntare adesso da Alessandro, deve sterzare, passa anche con un po' di fortuna, poi vuole il tiro in porta, facile per Ipsale la fa sua, poi vuole giocare subito veloce, poi passa da Alessandro che è pressato, gioca dentro da Ipsale che deve proteggere questa palla, mette il fisico davanti, poi alza questo scavetto a cercare il numero 20, palla che non passa, Di Cara torna sul pallone, lo protegge, va da Molinaro che tira la palla addosso a Ipsale, continua poi rimessa laterale. Molinaro, anche il spazio per tirare, tira in porta, Murato da Ipsale, poi passa dal 20, contropiede, si passa dal 10, se la porta con la sola, gioca ancora dentro, palla corta, recuperata da Di Cara, vuole giocare dentro per Finazzo, alza questa palla, con lo scavetto, partita ribaltata, gran gol di Finazzo, al tu per tu con Ipsale, alza questa palla, ed è 3-2, rimonta e controrimonta, partita splendida adesso. 3-2 Merlo, gran gol di Finazzo. Ipsale va da Ilardo, vuole giocare largo, passa ancora dal numero 5, gioca dentro dal 10, deve proteggere il pallone, vuole uscire su quella zona di campo, poi il campo è finito, si riprenderà con rimessa laterale. Ricordiamo questo è uno scontro tra le squadre a pari punti, entrambe 24 punti ma col Cittadino un forte avanti per differenza a reti, sarebbe importante per il riuscire a ottenere questa vittoria. Molinaro parte il break, protegge il pallone, poi chiede calma, fa saggiamente questo lavoro, torna da Di Cara che parte ancora dal 9.
va a lungolinea, la palla che non passa, però guadagna rimessa laterale. Di Cara vuole largo la spesa, passa il 20, torna dal 9 che alza la testa, vede poi l'inserimento dentro di Cara che non torna sul pallone, scivola sia Di Cara che Ipsale, poi la palla c'è ancora il 5, passa dal 10 che sterza e passa dal numero 30. Miceli, Ipsale, Ilardo, Ipsale vuole puntare, va dentro, palla girata dentro dal 10 che vuole anche tiro in porta, lo prova Murato, la poi rimane là, Miceli gioca largo, c'è il cross in mezzo, la palla che raccoglie, poi Finazzo che perde però questa palla, la palla regalata, adesso il numero 5 sbaglia poi il controllo, adesso Molinaro gioca largo dalla spisa, vuole puntare, non passa con nessun Miceli, adesso di Ipsale, possibile contropiede, c'è Miceli che vuole il tiro in porta, gioca dietro da Ipsale che tira in porta! La pareggia subito Città di Ronforte col gol del suo capitano che realizza il gol del 3-3, ma altro grandissimo gol realizzato in questa partita, solamente gol belli finora. È durato pochissimo il nuovo vantaggio del Merlo, Ipsale è salito in cattedra, ha messo calma ai suoi, ecco il passaggio perfetto da parte di Miceli, ha realizzato il gol del 3-3. Molinaro, Finazzo gioca a largo da Di Cara, vuole puntare, poi può giocare dentro il numero 5, palla sbagliata, adesso palla che esce fuori e si riprenderà con rimessa al fondo, anche possiamo respirare anche un po' noi adesso. Ipsale apre al piede largo da Miceli che alza, incide il motore, poi decide di sterzare e va dal numero 5 che allarga come può, adesso da Ilardo che gioca di prima, lo fa bene, poi c'è inserimento ancora di Ilardo, per tocco al portiere, grande parata di Catalano che la copre con la spaccata, poi parte Di Cara, allarga da Girgenti che vuole puntare, se non mi dice appena rientrato, deve proteggere questa palla, la palla non è uscita, poi si torna da Molinaro, gira tutto da Finazzo, Di Cara, c'è il pressing forte, torna adesso ancora da Molinaro, abbassato qui Finazzo, invece per il pallone la protegge con la suola, poi non vede movimenti dei suoi, poi costretto a giocare lungolinea, a cercare Girgenti, palla che non passa. Siamo a 10 minuti dalla fine, il risultato siamo di 3-3. Ilardo, Ipsale, ancora il numero 11, gioca dentro, cercare il numero 5 che è rimasto però fermo, malinteso fra i due, palla che schizza fuori, andrà a battere veloce, Catalano questa rimessa dal fondo, vuole i movimenti dei suoi, poi si passa da Di Cara, gioca dentro a cercare Girgenti, vuole girarsi con la suola, poi Ipsale, protegge, tira in porta, Catalano si distende la fa sua, Finazzo, Molinaro deve proteggere questo pallone, allarga su Di Cara, pressing qui di Ipsale, supera Di Cara il diretto avversario, poi la gioca d'esterno, la palla che raggiunge Girgenti, la protegge, poi vuole tiro in porta, grande parata di Ipsale. Di Cara alza la testa, gioca dentro da Girgenti, lascia Di Cara, se l'è divorato qua il numero 20 questo gol, a tu per tu con Ipsale, l'ha mandata fuori. Molinaro copre questa zona di palla, poi la palla rimane lì per Ipsale che la può proteggere, deve uscire però da quella zona di campo, poi la manda un po' dietro, guadagna rimessa tra le, guadagna il massimo qua. Ipsale va dietro dall'altro Ipsale che tira in porta, palla murata sarà altra, rimessa laterale che andrà a battere il numero 6. Palla giata larga, c'è Miceli che vuole puntare, vuole gettare esterno per il numero 11, per Ilardo, palla che si spegne sul fondo e sarà calcio d'angolo. Palla dentro, la palla che non passa, c'è Di Cara in copertura, Ipsale va dal numero 20 che vuole proteggere questo pallone, se lo sposta sul destro, passa, poi si porta la palla fuori, sarà altro calcio d'angolo.
Palla alzata, si va da Ipsale che tira in porta, se l'ha corriato benissimo. Poi Di Cara parte, deve sterzare, poi guadagna rimessa laterale, fa guadagna il massimo. Ma si è ricordato un'altra volta benissimo qui il numero 20 su questo pallone, che era diritto in porta. Molinaro, Di Cara, sbaglia il tocco, ci deve cadere qui Molinaro, la palla che raggiunta, poi dal numero 20, poi Lardo vuole il colpo di tacco, Finazzo gioca dentro, passa da Girgenti, che a campo per puntare, passa il numero 11, vuole la gioca dentro, passa di forza, Girgenti poi sfonda, non ci sarà fallo, il vantaggio non si è concretizzato, e ci sarà fallo per il Merlo. Punizione che si appresta a battere Molinaro. Paolo. Bravo Paolo. A Molinaro in porta, la parata di Ipsale, la palla rimane, si lamenta per un calcio di rigore potenziale, ma non c'è niente. Ancora Molinaro deve sterzare, si appoggia Di Cara, c'è pressing di Ipsale, si passa ancora dal 9, dentro a cercare Finazzo, protegge questa palla, deve uscire la Finazzo, lotta su quel pallone, è presso dei uomini, poi la esce saggiamente, passa da Molinaro. Larga da Girgenti, vuole l'1-2 con Di Cara, la palla che non passa, quindi si riprenderà con rimessa laterale. Molinaro passa dal numero 20 che vuole andare lungo linea, va da Girgenti e la controlla, passa ancora da Di Cara che voleva fallo, non c'è niente, c'è possibile contropiede, parte Ilardo, vuole tiro in porta, Ilardo realizza il gol del nuovo sorpasso per il città di Leonforte, il gol del 4-3, gol di punta, davvero calcio a 5 ad anticipare la parata del portiere, l'ha messa all'angolino dove Catalano non poteva arrivare, adesso è 4-3 città di Leonforte che la ribalterà di nuovo. Molinaro, Di Cara, va largo ancora dal 9, dentro Di Cara che protegge questa palla, la torna ancora dietro, si passa ancora da 23 linee, poi torna ancora saggiamente dal 9 che non aveva sbocchi, adesso si passa ancora da Molinaro che alza testa, poi gioca largo da Finazzo, vuole passare lungo, va da Girgenti che vuole uscire da quella zona di campo, la porta di sola, vuole il cross in mezzo, la para facilmente qui Ipsale che va dentro dal numero 6, Ipsale che vince il contesto, poi esce Catalano, appoggia questa palla, poi c'è fallo sul numero 12, anzi sul numero 15 del Merlo. Molinaro, Di Cara, ancora Molinaro palla al piede, Girgenti gioca da Di Cara che alza la testa, vuole i compagni vicini, poi se la porta ancora con la sola, sposta la palla, poi torna largo da saggiamente dal 9 che lei la riconquista ancora al 20 che torna ancora dal 9, c'è largo Finazzo, non servito, adesso gioca dentro a cercare Girgenti, la palla che è svirgolata, poi Ipsale la fa sua, vuole subito lanciare dall'altra parte Ilardo che la controlla, la mette giù, vuole il tiro in porta, palla che passa, rimane là, c'è un flipper, la palla non esce, poi c'è Rico durante l'esecuzione del calcio di rigore, sarà andata via la connessione, non so per quale motivo sia successa questa cosa, soprattutto durante il calcio di rigore. Il fatto è comunque il città di Leonforte realizzato il calcio di rigore, si porta sul risultato di 5-3, adesso ne andremo ad aggiornare il parziale del 5-3 città di Leonforte, realizzato il gol da calcio di rigore. Mi sono chiesto il timeout da parte adesso del Merlo che deve risettare le idee perché c'è ancora tempo per giocare, scusatemi l'interruzione di nuovo, si può tornare a giocare con il stato di 5-3, è andata via la connessione senza nessun motivo, mi dispiace per tutti i telespettatori che ci stanno seguendo, ma ho provveduto subito a rimediare e si ripartirà. Molinaro, Bongiovanni, va da Molinaro che alza la mano per volere il movimento da parte di Girgenti, si è allargato Girgenti per seguire ricevere questo pallone, torna dal 30, palla che sotto di rigore, si passa da Bongiovanni che gioca largo, va da Di Cara che si è staccato per ricevere il pallone, torna ancora da Bongiovanni, pensato per questo finale, poi larga Di Cara, non vede movimenti dei suoi, poi si è staccato qui Molinaro che alza la testa, larga da Bongiovanni,
Tiriamoli lontani, sì. Girgenti protegge la palla, deve uscire da quella zona di campo per restare dei uomini, la palla che non passa, c'è il possibile contropiede, c'è Ardo per il portiere, Bailardo la gira dietro, tira in porta, la parata, in pratica l'ha salvata questa palla di Cara dal gol del 6-3, dai suoi danni di Ipsale, ha salvato un gol. Cross in mezzo, prende in pieno quindi Cara Ipsale. Palla agivata ancora da Ipsale che alza testa, gira dal numero 20 da Ipsale che vuole la palla d'esterno per il 6, la palla che non raggiunge la destinazione. Catalano ha visto Bongiovanni, lo fa partire, la palla è buona per Bongiovanni che tira in porta di controbalzo, prende l'esterno della rete. Mancano ancora 5 minuti e 30 alla fine di questo secondo tempo che vede la città di Lonforte in vantaggio per 5-3, una partita che sarà super divertente tra rimonte e contromonte da una parte e dall'altra parte. Adesso Ipsale da Stuberto davanti al portiere, lo incrocia benissimo, forte sul secondo palo, palla che è uscita di un ciuffo d'erba, salvato dal 6-3 il Merlo. Di Cara, gioca largo, va da Bongiovanni che alza la testa, poi gioca da Di Cara, pressato da Ipsale, vince il contrasto di Cara, poi cade a terra senza fallo, c'è il possibile contropiede, sono in 4, palla regata da Ipsale che se le palla al piede, vuole la palla in mezzo, se l'è divorato qua il 6, da solo davanti alla porta. Girgenti sbaglia il passaggio, il c'è Ipsale che raccoglie, Girgenti lotta ancora, Ipsale porta la palla larga, poi costretto a giocare largo, poi sbaglia l'appoggio. Bongiovanni vuole la palla lunga, va a cercare Girgenti che deve proteggere questa palla, vuole il movimento dei suoi, lotta in mezzo a 3 uomini, vuole fallo, lo conquista. È dietro, fallo! È dietro, Antonio! Calcio di posizione, c'è Bongiovanni sul punto di battuta, si appresterà penso lui a battere questo calcio piazzato. Finalmente sono riuscito a tornare live, non lo so, ho problemi di connessione, non so per quale motivo, non mi si stacca in continuazione la connessione, provvederò a controllare subito dopo, alla fine di questa partita, che problemi c'ha il mio telefono. Sta di fatto che a quanto pare siamo 6-3 per il Città di Lonforte che ha allungato le distanze a +3 adesso. Dovete scusare se ho perso i gol, ma non dipende da me, dipende dalla connessione. Adesso c'è il tiro in porta di Catalano, palla che esce del lato. Vieni qua, Danilo! Dai Marco, dai Marco! Mancano 2 minuti e 30, speriamo non succeda di nuovo che si stacca la partita. Ipsale gioca dentro, va dal numero 5 che non passa su Catalano, la palla rimane là, ci crede Ipsale, poi la palla rimane là, ci crede Bongiovanni che vuole il doppio passo, torna però il 6, si lotta, poi la palla rimane là, presa da Ipsale che gioca subito da Alessandro, che alza testa, va davanti da Alessandro, poi vuole il tiro! Realizza il gol del 7-3, il gol del gol che probabilmente chiuderà definitivamente questa partita. 7-3 Città di Leonforte nel campo di Casa del Merlo qui al Tocia Club. Adesso sono lunghe le distanze, è mollato soprattutto il Merlo nel corso del secondo tempo. Gol di Alessandro che ha fatto una partita splendida. Bongiovanni, Catalano che è uscito pure della sua porta. Ancora Bongiovanni, passa da Catalano, la gioca adesso il numero 15. Va ancora largo a cercare la Spisa che vuole il tiro di punta, palla che non passa, poi c'è il tiro in porta a lunga distanza che si sta per spegnere in porta, ci deve credere Bongiovanni, la palla che esce. Bongiovanni gioca largo qui Molinaro, poi va Catalano, gioca ancora da Bongiovanni, passa dal 30 e chiede il movimento ai suoi, poi gira largo da Catalano, la palla è giusta, la Spisa gioca in mezzo, la parata con i piedi di Ipsale che la gioca larga, poi già ancora Bongiovanni palla a piede, va da Molinaro che vede compagni che c'è il movimento di la Spisa che è davanti al portiere, se l'è divorato qua la Spisa.
Ipsale deve proteggere il pallone, la palla rimane ancora dal numero 5 che se la vuole accompagnare, poi la gira addosso alla Spisa che per la proviva lascia per Ipsale che la controlla, poi gira ad Alessandro che gioca subito dal numero 20 che Ipsale che vuole puntare, Molinaro passa con la giocata, va ancora Ipsale, palla al piede, c'è il largo il numero 5 che da solo vuole partire, tira in porta e c'è il gol dell'8-3. Condori adesso va da Molinari che alza la testa, vuole puntare il numero 30, gioca dentro dalla Spisa, scambio, non passa lo scambio, poi c'è da Alessandro che lotta, palla recuperata da Ipsale, passa dal 10, torna saggiamente dal proprio numero 5, gioca largo, recupera la palla dalla Spisa che vuole puntare, adesso con la sola se la porta avanti, passa la Spisa e davanti al portiere tira, prende in pieno l'avversario, poi Di Cara, torna Ipsale che deve proteggere la palla, la fa sparire, poi torna dal 20, gioca ancora dal 5, palla raccolta anche con la punta del 5, sale palla al piede. Poi il doppio passo, vuole puntare qui Condori, poi la palla dal 20 esce da quella zona di campo, poi la palla non passa, la palla è intercettata poi dalla Spisa che col tacco la lascia Di Cara che sale palla al piede, manca mai pochissimo, Di Cara la sposta, lotta poi da Alessandro che fa un grande intervento, sono 3 contro 1, poi allargata da Ipsale che tu per tu che il portiere c'è, Ipsale lì, poi la partita è finita qua, vince con un ampio margine Città di Leonforte che conquista il campo del Toce Club, si porta a casa 3 punti importanti, notte fonda per il Merlo che è costretta ad arrendersi alla furia delle giocatori giovanili che nel suo tempo sono stati indomabili. Dice quella partita 8-3, io vi auguro una buona serata, un buon sabato.